Assunzioni ANAS in Sardegna entro 6 mesi con procedure da effettuare in via telematica a causa delle limitazioni derivanti dal Covid che rallenterebbero le selezioni per il personale da impiegare sulle strade dell'isola in misura minore negli uffici, e quanto prevede l'intesa raggiunta tra l'assessore regionale dei lavori pubblici Roberto Frongia e l'amministratore delegato dell'ANAS Massimo Simonini. Abbiamo ribadito la necessità che la struttura sarda di ANAS abbia più autonomia, condividendo l'esigenza di dotarla di personale sardo da inquadrare nei cantieri in essere e in quelli che vedranno la luce. Abbiamo attivato una macchina imponente per accelerare i lavori sui maggiori collegamenti viari sardi e sulle strade secondarie, ma per farla correre abbiamo bisogno di uomini, ha sottolineato l'assessore Frongia. Nel corso della videoconferenza, spiega una nota della Regione, sono stati toccati temi caldi che riguardano l'operatività di ANAS in Sardegna e i progetti futuri, senza tralasciare il tema del rafforzamento dell'organico necessario affinché vengano individuate le figure che oggi mancano a causa dei pensionamenti da quota 100 e per la mancanza di turnover. Tale professioni da inserire negli organici figurano cantonieri, capisquadra e sorveglianti, a cui si aggiungono gli amministrativi. Individuata anche la strada più veloce per far pervenire la candidatura, che dovrà passare attraverso il sito dell'ANAS e non più attraverso selezioni e concorsi che presupponevano una disponibilità economica dei candidati. Attraverso la banca dati verranno poi individuate le figure necessarie. Per problemi legati al Covid, le selezioni prenderanno come base dati le richieste sul sito, ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas. Così come è stato garantito da ANAS, le selezioni potranno essere effettuate anche in maniera snella attraverso videoconferenze.